Dunque, Sandona di Piave, 17 liste a sostegno di 7 candidati alla carica di sindaco. Uno di questi è Gianluca Panto, la lista è Indipendenza Veneta. Come mai la decisione, Panto, di presentarvi a Sandona? Sandona di Piave è una piazza per noi importante, un fulcro tra la regione litoranea veneta e la pedemontana trevigiana, un collegamento tra est e ovest del Veneto. Questa città io l'amo molto particolarmente perché la mia famiglia ha avuto origine sostanzialmente in queste zone, a confine tra la provincia di Treviso e il Veneto orientale. Indipendenza Veneta è un movimento che ormai ha una dimensione regionale, abbiamo la forza di presentarci in tutte le principali città, tra cui Sandona di Piave. Non possiamo lasciare gli elettori indipendentisti, perché noi rappresentiamo questo tipo di elettorato, che è un elettorato in grande crescita, non possiamo lasciare gli elettori di questo settore senza una rappresentanza. Noi offriamo questa possibilità. La differenza fra autonomia, autonomismo e richiesta invece di indipendenza che sostenete voi? Noi sosteniamo l'indipendenza per motivi sostanzialmente, come dire, di opportunità numerica. Per fare l'autonomia è necessario cambiare la Costituzione italiana, noi veneti non abbiamo la forza di poterlo fare perché siamo una minoranza. L'indipendentismo invece è un movimento che consente di dichiarare le proprie istanze autodeterminandosi. Attraverso un processo democratico noi saremo in grado di negoziare con Roma delle cessioni di sovranità, delle cessioni di competenze e anche delle cessioni di risorse, che è la cosa che ci interessa di più in questo momento di crisi economica. Su questo tema che voi ponete non ci sono orecchie attente né nel centrodestra né nel centrosinistra? Direi che ultimamente questo non è vero. Il consenso attorno al progetto di indipendenza veneta sta crescendo, in particolare all'interno della regione, io direi in maniera trasversale. Sappiamo che all'interno della regione proprio in questo momento c'è un team di giuristi che sta analizzando con attenzione le nostre istanze e noi siamo fiduciosi di poter portare nel giro di qualche mese alla realizzazione di un referendum consultivo che comprenderà tutti i comuni della regione del Veneto e non solo più quelli confinanti con il Trentino. Quindi una questione che a partire dalle richieste di alcuni comuni, diciamo, che sono al confine con le regioni a statuto speciale, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, adesso si estenderà a tutta la regione. Sì, noi abbiamo già presentato un progetto di legge per indire questo referendum e appunto è già stato protocollato in regione, un team di giuristi lo sta esaminando per verificare se questo è costituzionalmente compatibile. Siamo fiduciosi che lo possa essere sappiamo che c'è già stata a fine novembre una risoluzione della Regione Veneto che si impegna in questa direzione, riconoscendo il diritto nostro regionale di autodeterminazione. D'altro canto siamo confinanti con regioni a statuto speciale. Anche noi in questo momento sentiamo la necessità di poter accedere in maniera più consapevole alle nostre risorse per poter attuare finalmente una politica dei territori. Dai temi dell'indipendenza torniamo a Sandona di Piave. Sandona di Piave, indipendenza veneta, presente, Panto, candidato sindaco, per fare cosa? Ci sono delle priorità che naturalmente sono legate alla fase di declino socio-economico che investe un po' tutta la regione e si sente anche a Sandona di Piave. Pur tuttavia noi siamo consapevoli che questa sia una città che in un certo senso vuole tornare ad essere capitale del Veneto orientale, a guardare avanti, aprirsi l'Europa. Quindi in questo momento il problema sono le nuove povertà da una parte e il lavoro dall'altra, quindi bisognerà concentrarsi su delle politiche anche locali in grado di poter dare delle risposte a queste due priorità importanti. Questi sono i temi che avete individuato come principali? Sì, poi naturalmente Sandona di Piave sente la concorrenza dei centri commerciali che sono entrati nel nostro territorio in maniera massiva in questi ultimi 2 o 3 anni, sconvolgendo un po' tutte quelle che erano le dinamiche delle nostre città del Veneto,
provocando sostanzialmente una crisi del commercio all'interno delle città e uno svuotamento dei centri storici, con perdita di posti di lavoro, ma non solo, perdita anche dell'importanza delle città dal punto di vista sociale.